Blitz all'alba nel porto di Cagliari. 3 uomini sono stati arrestati mentre tentavano di fuggire con un bottino di 40.000 euro. Sono accusati di truffa aggravata usando la tecnica del finto carabiniere nell'Oristanese. Io sono Matteo e ti ringrazio per essere qui sull'Isola Informa. Se vuoi restare aggiornato sulla cronaca sarda, iscriviti al canale e lascia un like per supportarmi. I 3 uomini residenti in Campania sono stati fermati all'alba di oggi a Cagliari, poco prima di imbarcarsi per Napoli. L'arresto è arrivato dopo 2 truffe orchestrate con meticolosa preparazione ai danni di 2 donne anziane sole nei comuni di Baratili e Uras, in provincia di Oristano. I criminali chiamavano le vittime spacciandosi per carabinieri, creando un forte senso di paura e isolando le anziane al telefono, per poi rubare contanti e preziosi. Ma come hanno fatto i veri carabinieri a scovare il trio proprio prima della fuga? Le compagnie di Ghilarza e Mogoro hanno condotto un pedinamento serrato, durato ben 15 ore, concluso con il fermo in flagranza e il recupero di parte del bottino di 40.000 euro. I 3 indagati sono stati trasferiti nel carcere di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria. Un segnale importante da parte dell'Arma per tutelare le fasce più fragili della popolazione in Sardegna. Queste truffe purtroppo restano un problema molto grave nella nostra isola. Se questa operazione dei carabinieri contro le truffe agli anziani ti ha colpito, iscriviti ora e attiva la campanella. Un like aiuta a diffondere informazioni che proteggono la nostra comunità. Grazie per aver seguito questa importante cronaca del porto di Cagliari fino alla fine. Il tuo supporto è fondamentale per continuare a portarti notizie che tutelano i sardi più vulnerabili. Complimenti ai carabinieri di Ghilarza e Mogoro per il lavoro investigativo impeccabile. Ti aspetto nel prossimo video dell'Isola Informa per altre notizie dalla Sardegna. Ciao e passa una bella giornata.